È stata ritrovata abbandonata in via Nogarola sulla riva del Muson, la bicicletta in sella alla quale Nadia Menon si è allontanata da casa domenica della scorsa settimana, ma della donna ancora nessuna traccia. L'inconfondibile bici nera con la scritta Vega dorata era intatta, nascosta tra l'erba, il sacchetto della spesa ancora fissato al portapacchi. Da 8 giorni, da quando è stata presentata la denuncia di scomparsa, i carabinieri la stanno cercando ovunque. Dal momento della scomparsa abbiamo controllato i luoghi dove verosimilmente la donna poteva recarsi, ma senza esito. Abbiamo controllato numerosi casolari abbandonati e case disabitate, ma anche qui senza esito. Ora, con la collaborazione dei vigili del fuoco di Castelfranco, stiamo scandagliando il Musonno e controllando le sue rive. Nadia Menon, 59 anni, ex consigliere comunale di Castelfranco, molto nota in città per la sua attività politica e per aver lavorato a lungo come insegnante alle elementari, ha problemi di salute e deve prendere regolarmente dei farmaci. Grande la preoccupazione della figlia Arianna, che ai nostri microfoni ha lanciato venerdì scorso un accorato appello a chiunque potesse aver visto sua madre. Questo è un appello che rivolgo a tutte le persone che dovessero incontrare mia madre. Contattate per favore immediatamente le forze dell'ordine. È uscita di casa domenica sera e non abbiamo più sue notizie. Siamo molto preoccupati. Nadia Menon è alta 1,60 m, ha capelli biondi, occhi verdi, indossava al momento della scomparsa pantaloni neri, una camicia verde e viola ed un piumino leggero, nero. Nel tardo pomeriggio le ricerche dei vigili del fuoco e dei carabinieri lungo il Muson sono state sospese, riprenderanno nelle prossime ore nel tratto più a valle del fiume dove si sospetta la donna possa essere scivolata.